bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Omicidio nella notte in provincia di Catania, ucciso un uomo di 43 anni a Palagonia. Il delitto sarebbe avvenuto in contrada Vanghella durante una lite familiare. In queste ore i carabinieri hanno fermato il nipote della vittima, la procura ha avviato un'inchiesta. Trema la sanità siciliana e continua l'inchiesta Sorella Sanità avviata nel 2020 dai finanzieri di Palermo. Funzionari, imprenditori e anche un carabiniere sono stati raggiunti da misure cautelari, tangenti e gare truccate, coinvolte anche 3 società. Con il medesimo provvedimento il GIP ha disposto il sequestro di oltre 700.000 euro come il prezzo del reato di corruzione. Sul nostro sito i nomi degli indagati e delle società. Il GUP del Tribunale di Catania ha condannato a 30 anni di carcere Alessio Attanasio e Luciano De Carolis, siracusani, per l'omicidio scaturito nell'ambito del regolamento di conti di stampo mafioso che ha portato al delitto di Angelo Sparatore, ucciso con 6 colpi di pistola il 4 maggio del 2001 in via Gaetano Barresi nel rione popolare di Mazzarrona. Nella settimana dal 10 al 16 ottobre si registra un ulteriore incremento delle nuove infezioni da Covid, con un'incidenza di nuovi casi pari a 9.186, più del 3,54%. Il tasso di nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si registra nelle province di Messina, Siracusa e Trapani. Sul fronte della campagna vaccinale in Sicilia dall'1 marzo sono state effettuate 137.561 somministrazioni di quarta dose, di cui 129.512 a pazienti over 60. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.